Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Com'era la canzone? Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più, perché signori si va ad aggiungere un altro allenatore alla lista dei tantissimi nomi che si sono fatti in questi giorni, ovvero Conte, Italiano, Gasperini, Pioli, poi c'era Tedesco, poi c'era Possanzini che è stato menzionato qualche volta e vabbè, insomma, comunque ne aggiungiamo un altro e stiamo parlando di Juric. Che fai? Juric non ce lo metti nella discussione? È certo che ce lo metti, perché questa mattina tutto Mercato Web cita Juric dicendo: con il ridimensionamento clamoroso dopo lo scudetto della passata stagione, sono ancora qui a pensare a quello famoso scudetto e quando mai lo rivivremo un altro scudetto. Vi prego, io se devo vincere uno scudetto e poi dobbiamo finire così, vabbè, lasciamo stare. Juric può essere l'uomo giusto per la ricostruzione, questa famosa ricostruzione che tutti vogliono. Il quasi ex Granata dovrà superare la concorrenza di Stefano Pioli e Antonio Conte, ma lui è in corsa per la panchina del Napoli, quindi ennesimo nome di calciomercato, no? Cioè, a me fa ridere. Comunque vi tengo a informare che oggi uscirà questo video, uno alle 15, alle 15 e un quarto, perché devo vedere a che ora finisce di editare questo, perché se non passano 3 ore poi YouTube non manda le feed, uno alle 18 e alle 21 ci sarà il 10° episodio di Bully, quindi mi raccomando, campanellina, tasto like, così rimanete sempre aggiornati. Oggi sono in diretta su OCV, mi deve fare sapere Manfredi, ma penso di essere in diretta dalle ore 3:10, dalle 15:10 siamo in diretta anche su OCV, penso una ventina di minuti, una mezz'oretta anche su OCV, quindi passate anche su Twitch, su OCV Sport. Detto questo, parliamo proprio di questo annuncio fatto da tutto Mercato Web, perché ragazzi, a me continuo a ribadire, ci sono tanti nomi, tantissimi nomi, e poi alle ore 15 parleremo un attimo di Gasperini, perché ci sono importanti aggiornamenti proprio su Gasperini, che ieri continuo a fare i complimenti all'Atalanta e proprio a Gasperini per la partita fatta ieri, perché ieri l'Atalanta ha dato dimostrazione di saper giocare un calcio spettacolare e di non aver timore di un OM che, ragazzi, con tutto il rispetto, in Marsiglia è una signora squadra. Poi negli ultimi anni naturalmente è calata, ma negli anni è stata veramente uno squadrone, prima che arrivasse il Paris Saint-Germain con degli sceicchi. Ecco, questo Juric, allora io non vorrei dire al buon Aurelio De Laurentiis: ma tu ti vuoi andare a prendere Juric, ma tu sei convinto di questa scelta? E in molti ragazzi già l'hanno detto anche sul gruppo Telegram che trovate in descrizione. Ha detto: ragazzi, ma il Torino attualmente è il 10° in classifica, cioè 31 gol fatti e 31 subiti, è un allenatore che segna pochissimo, subisce anche poco, perché 31 gol sono pochissimi a differenza dei 53 del Napoli. È allucinante veramente. quindi ecco, questa è una cosa che ci fa riflettere, ecco, perché tu devi andare a prendere un allenatore come Juric, e sappiamo che Italiano è stato, non si sa se è stato in trattativa con il Torino, ecco, quindi si potrebbe liberare quel posto al Torino, Italiano potrebbe andare al Torino. Ci sono tante cose da tenere d'occhio, ragazzi. Io continuo a ribadire la mia: il top sarebbe Conte, ma non per una scelta di allenatore, di immagine, una scelta proprio perché ti può portare a vincere. Ma boh, nel giro di 3 anni, massimo 3, potresti tornare a vincere e a lottare per lo scudetto con Conte. Conte però vuole i giocatori, questo lo dobbiamo ribadire, che Conte, se viene a Napoli, vuole i giocatori. De Laurentiis è disposto? Non si sa. La seconda alternativa sarebbe sia Gasperini e sia Vincenzo Italiano. Ragazzi, io vi ripeto, la Fiorentina con Italiano ha fatto qualcosa di straordinario. Italiano sono 3 anni che gioca senza un vero attaccante, senza una vera punta lì davanti, e questo ve lo dovete mettere bene in mente. Quest'anno la Fiorentina c'ha Nzola, Belotti, c'è un attacco da retrocessione, ragazzi,
con tutto il bene che posso avere a Vincenzo Italiano, ai tifosi della Fiorentina e alla Fiorentina stessa, che se non sbaglio siamo a 2 ore da qui, da Firenze. Però ecco, Italiano ha fatto un miracolo, sta facendo. Non mi venite a dire che Nzola e Belotti possono giocare in tutte le squadre di Serie A top, nelle top 5, perché non è possibile, ma non è vero mai, vero mai. E dall'altro lato c'è Gasperini che sa valorizzare e far plusvalenza su trattative di giocatori sconosciuti. Lookman, il prossimo sarà Touré e Bila Touré, questo sarà il prossimo, segnatevelo che questo se lo venderanno a 50 milioni nel giro di 2-3 anni, scoppierà. Scamacca è uno scarto, Scamacca sotto la gestione Gasperini è riesploso, ha fatto un campionato mostruoso, il girone d'andata ha fatto un po' fatica, ma poi si è ritrovato con l'allenatore ed è sbocciato Scamacca. E poi Lookman, ragazzi, pure Lookman, Cop Mainers, cioè ragazzi, ha fatto una cosa allucinante. Io non vorrei dire una stronzata, ma mi sa che ieri ha segnato anche Ranieri. Non vorrei dire una stronzata. Aspettate un attimo, vado a riprendermi un attimo i gol fatti dall'Atalanta. E ha segnato Ruggeri, scusatemi, Ruggeri. Il Napoli per Ruggeri si era inserito nella trattativa di mercato, ma quei 40 milioni, se non sbaglio era proprio Ruggeri che il Napoli voleva andarsi a prendere, e questi 40 milioni disse no, io non te lo diamo perché 40 milioni sono troppi, invece no, non era Ruggeri, scusate, mi sto dicendo una stronzata. E chi era allora? Ranieri? No, non mi ricordo, aiuto, sinceramente, non mi ricordo ragazzi, sinceramente, ma penso che era Scalvini, forse? Era Scalvini, ma non mi ricordo, forse era Scalvini, era proprio Scalvini che il Napoli voleva. E ecco, è assurdo come Ederson, lo stesso Ederson, De Ketelare li ha rivalutati. Zappacosta, Zappacosta che tiene 31 anni e sta facendo un campionato della Madonna, Zappacosta. È allucinante, e ve l'ho detto, pure De Ketelare l'ha rivoluzionato. Ecco, se poi ti vai a prendere uno come Pioli, che io non lo vorrei mai, per l'amor di Dio, aziendalista è quello che vi pare, ma Pioli, secondo me non è da Napoli, te lo dimostra i tanti infortuni che ha avuto al Milan, e quella è questione di preparazione atletica. Significa che la preparazione atletica è sbagliata come la fa Pioli a questo punto, perché se tu vai a guardare pure l'Atalanta, di infortunati c'ha Holm, Kolasinac e Toloi, infortunio muscolare, polpaccio e polpaccio. Nell'arco della stagione non è che ha avuto così grandi infortuni Gasperini, significa che allora sa allenare i giocatori, sa dove può spingere, va bene? E a me intriga questa idea di Gasperini, ne parleremo nel video delle 15 naturalmente, 15, 15 e un quarto, decidete voi. Ecco, però questa cosa di Juric in Napoli, Juric è in corsa per la panchina di Napoli, non facciamo stronzate. Tu va bene che vuoi fare la rifondazione, la rivoluzione, vendiamo tutti, che non li venderai mai tutti perché è impossibile, quindi apprezzo ogni volta che i giornalisti napoletani aprono bocca senza argomentare, me ne vendo 8, 9, dove cazzo li vendi 9 giocatori, diciamoci la verità. Comunque, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, sempre comunque Forza Napoli, noi ci vediamo più tardi con un nuovo video alle ore 15:10, 15:15, ma vediamo un pochino. Ciao!